Sesta corsa dal Savio, centrale della serata, un miglio per soggetti di 3 anni. Sono 6 dietro l'autostart, 1 Cerbero 3B, 2 Clelia Dark, 3 Ciclone dei Venti, 4 Chuck Juice SM, 5 Century Breed, 6 Cracco P. Lavori per Clelia Dark numero 2, Antonio Di Nardo in sediolo. Alternativa principale, Cerbero 3B numero 1. Parte piano Chuck Juice SM, Clelia Dark si avvantaggia subito nei confronti di Cerbero 3B, all'esterno ci prova anche Century Breed ma rimane allo scoperto, al largo, seguito da Cracco P mentre ripiega subito in quarta posizione Chuck Juice SM. Intanto guida la favorita Clelia Dark al completamento dei 200 e della piegata nei confronti di Cerbero 3B, poi Century Breed, che deve però ripiegare in coda, e quindi gli altri a seguire con Ciclone dei Venti avanti a Chuck Juice SM, 31,8 addirittura il quarto iniziale per la favorita, e così avanza Chuck Juice SM, oggi completamente sferrato. Raggiunge in seconda posizione Cerbero 3B, 600 in 48,4. Davvero molto tranquilla l'andatura imposta dalla battistrada e favorita Clelia Dark, ma ovviamente si adeguano gli avversari. Cracco P in seconda pariglia esterna, segue direttamente le mosse di Chuck Juice SM. Intanto 1.37 per gli 800 e chilometro che viene completato nell'ordine dell'1.19.1. Clelia Dark non ha ancora accelerato, Chuck Juice SM rimane lì al sediolo. Ecco ora l'accelerazione della battistrada, la richiesta decisamente Antonio Di Nardo, e a 400 dal palo spara un 14,2. In seconda posizione si mantiene Cerbero 3B, all'esterno sbaglia Chuck Juice SM, Cracco P all'esterno. 4 Chuck Juice SM squalificato. Poi anche Ciclone dei Venti, sbotta per un attimo di galoppo ma si riprende, retta d'arrivo con Clelia Dark che nel finale viene a vincere agevolmente, sbaglia invece Cracco P. Il secondo posto è per Cerbero 3B nei confronti di Ciclone dei Venti. 1.16,4, 28,7 a chiudere, praticamente si è limitato a correre gli ultimi 500 metri Antonio Di Nardo con la favorita Clelia Dark, training di Gennaro Casillo. Vittoria davvero molto facile per la favorita, che si porta a condurre in poche battute, gestisce per il primo chilometro, allunga soltanto nei 500 metri conclusivi. Sbagliano invece Chuck Juice sull'ultima curva e Cracco P in arrivo agli 80 finali. Cerbero 3B sarebbe stato probabilmente secondo ugualmente, e al terzo finisce Ciclone dei Venti.